ma volevo dare anche un contributo al discorso che si sta facendo. Forse sapete, io faccio neuroscienze, adesso faccio le però ecco, le neuroscienze sotto questo aspetto sono molti studi importanti che danno la parte biologica di quello che vi è stato appena detto. Quello che noi dobbiamo fare quando ci sono dei limiti, delle disabilità, ma anche quando viviamo normalmente, è quello di attivare i sistemi della motivazione. Okay? Essere motivati ti permette comunque di reagire nella maniera migliore possibile. Il nostro cervello, la plasticità del nostro cervello è tale per cui noi ci prepariamo proprio senza che noi ci mettiamo niente di volontario. Nel momento in cui c'è una difficoltà, c'è un problema, eleva subito il livello di accettazione e il livello di risposta. Okay? Immaginatevi, io faccio sempre l'esempio dello specchio, cioè noi ci guardiamo sempre allo specchio, per cui ci riconosciamo sempre, anche se cresciamo. Chi ci vede da quando avevamo 10 anni e ci rivede a 70 anni non ci riconosce, noi ci riconosciamo sempre, ok? Per cui il nostro cervello lavora, si adatta alle situazioni, per cui anche le situazioni peggiori, come per esempio una grave malattia, fanno sì che la persona che lo subisce ha un'attivazione del sistema tale per cui l'altro dice: ma come fa? Se io fossi al suo posto chissà come sarei. No, saresti anche tu nelle condizioni di, ok? Quello che vi viene suggerito dall'odoterapia, adesso non voglio dire ma anche dalla musicoterapia, non che mi parla delle carte altrui, se poi mettiamo insieme le due cose dai il massimo, è che per esempio il neurotrasmettitore più importante nella motivazione, che si chiama dopamina, che è quello per cui la farmacologia cagliaritana è conosciuta in tutto il mondo, ecco, viene attivato da varie cose. Una, per esempio, è l'attività di movimento, volete chiamarla sportiva, la potete chiamare sportiva. L'altra è le attività che in qualche modo, come vi hanno fatto vedere qui, hanno una finalità, no? Si segnano, si fa, si organizza, anche quello aiuta molto, e quella la potete avvicinare alla fisioterapia che si fa per gli arti o per le attività muscolari, cioè esercizi che attivano sistemi che sono un pochino addormentati ma che esistono nel nostro cervello, che possono aiutare in una disabilità. Okay? Per cui quello che stiamo dimostrando e quello che invece voi dimostrate facendo è che effettivamente questo tipo di terapie funzionano. Certo, qualche volta non si può fare a meno dell'operazione chirurgica, non si può fare a meno comunque di una terapia farmacologica, non è che si sostituisce completamente, però nella situazione di ripresa, di accompagnamento, di recupero, questo tipo di attività sono incredibilmente efficaci. Per cui